Un volo di 8 metri finito fortunatamente in un punto senza rocce e in parte attutito dalla neve. Solo così si è salvato il bambino romano di 8 anni caduto dalla seggiovia di Auronzo di Cadore, dove di lì a poco avrebbe disputato una gara. Il piccolo stava viaggiando da solo dopo aver preceduto i compagni dello sci club. Immediato lo stop all'impianto mentre servono pochi minuti per l'arrivo dell'elicottero del su M110 da Pieve di Cadore. Il bambino respira, viene intubato e portato a Bolzano, dove è a più di 24 ore dall'incidente stazionario in rianimazione con diverse fratture. I carabinieri forestali stanno indagando sulla dinamica per capire ad esempio se davvero la barra sia stata abbassata dall'operatore di pista, e in materia c'è anche un regolamento. La normativa parla chiaro, la normativa nazionale, bambini che hanno compiuto l'8° anno di età di un'altezza superiore al 1,25 m possono salire da soli su un impianto di risalita che comunque, se questo impianto di salita sta girando, vuol dire che è stato autorizzato. L'episodio ricorda da vicino quanto successo inizio mese su una seggiovia in Trentino, dove un bambino veronese era stato salvato da un medico trevigiano, Michele Pagliaro, che lo aveva trattenuto per la giacca. Una vicenda che ci obbliga ad aumentare non tanto la sicurezza, ma aumentare l'attenzione nei confronti soprattutto dei piccoli sciatori. Questo è un po' da monito a tutto il nostro personale e alle nostre società.